Tutto è iniziato a Cortina il 30 dicembre 2011, operazione immagine dell'Agenzia delle Entrate che ha dichiarato guerra ai furbetti dello scontrino, all'evasione fiscale in vacanza. Dopo Cortina l'effetto non è stato più lo stesso, ma i controlli sono continuati e sono ripresi puntuali in questo avvio d'agosto nelle località più affollate, quelle di mare. Come leggono tutto questo gli operatori della montagna? Noi non sappiamo fino a che punto il sistema economico regga una pressione fiscale e un fabbisogno di cassa che il governo ha. Va detto che come periferia dell'Italia sicuramente le imprese sono stanche di andare a risolvere problematiche che sicuramente in parte hanno generato. Insomma, l'onestà dei montanari è riconosciuta tanto quanto la fedeltà al fisco. Certo, Nessuno è santo, io non sono il primo che dice eso, però insomma, nel limite del possibile. Un qualcosa siamo costretti a fare, perché la mancia il cuoco devi dargliela, perché questo, perché guarda, è tutto un insieme di qualcosa si fa, però diciamo nel medio. Guarda, io per mia fortuna quando faccio la dirigente sono sempre congruo. ma da parte del presidente degli albergatori c'è una consapevolezza. Non credo che il grande debito pubblico sia frutto, e parlo da montanaro, di un agire dissennato delle genti di montagna. Le genti di montagna avessero governato non avrebbero portato l'Italia nelle condizioni in cui ci troviamo. Quindi la montagna, la periferia, e di quella posso parlare, può essere solo un esempio a livello nazionale e ne tengano conto. È anche un appello alla sopravvivenza, una speranza per poter continuare a lavorare con guadagni sempre più risicati e non stupitevi delle condizioni delle nostre strutture, non c'è niente da reinvestire.